Porto Empedocle è una città dalle mille emergenze, una città in cui ci sono poche decine di migliaia di euro in cassa, i netturbini non vengono pagati, difficoltà anche per gli stipendi del personale. Ecco, una situazione sicuramente di grande crisi. Ne parliamo con l'ex presidente del Consiglio Comunale di Porto Empedocle per sapere anche la sua idea. Diciamo che amministrare un comune come Porto Empedocle non è come amministrare un condominio e non si amministra facendosi selfie su Facebook o giocando sui social network. Porto Empedocle è un comune pieno di problemi, ma lo sapevamo già da prima, tant'è che io mi sono dimesso per protesta un anno prima della scadenza del mio mandato proprio su una situazione grave che si era creata. Però devo dire che dopo 2 anni da questo mio gesto, oggi Porto Empedocle vive una delle pagine più buie della sua storia politico-amministrativa, dove la menzogna continua a farla da padrona e dove la mistificazione è la regola quotidiana. Per cui per ogni cosa che non va si dice sempre è colpa di quelli di prima, è colpa di quelli di prima. Abbiamo questa amministrazione da quasi un anno, abbiamo avuto un commissariamento per quasi un anno o forse anche più di un anno e oggi Porto Empedocle vive peggio di 2 anni fa e peggio di prima. Non si può dire sempre è colpa degli altri. Diciamo invece che questi che ci sono oggi hanno proposto questa sera al Consiglio Comunale di Porto Empedocle di votare l'aumento della tassa sui rifiuti di 500.000 euro. Questo i cittadini devono sapere, non appartiene al passato, appartiene all'oggi, perché una delibera che prevede l'aumento della Tari di 500.000 euro, votata dalla Giunta Comunale, perché è una proposta della Giunta Comunale soltanto 3 giorni fa, per una delibera che scade oggi, quindi impedendo il dibattito pubblico, impedendo il dibattito in Consiglio Comunale, impedendo la riflessione ai cittadini, ci fa capire il fallimento che stiamo vivendo. I dipendenti comunali non prendono lo stipendio, i netturbini non prendono lo stipendio, il comune non ha capacità di riscossione. E allora non possiamo sempre dire gli altri, gli altri, gli altri. Io che cosa faccio? Io penso che oggi tante chiacchiere da caffè e poca sostanza. Per amministrare Porto Empedocle ci vuole una particolare competenza politico-amministrativa, bisogna lì e assumersi le responsabilità. È questo che il politico deve saper fare, assumersi le responsabilità, non scaricarle sugli altri. Se non si è capaci, anziché andarsi a incatenare come il nostro sindaco vuol fare, ma ci faccia vedere cosa sta facendo. Guardi che il presidente della regione, il presidente del governo nazionale non si guardano Facebook tutti i giorni. Quali atti amministrativi in concreto abbiamo fatto? Quali sono gli atti amministrativi concreti che la Giunta ha portato in Consiglio Comunale? E allora Porto Empedocle si è svegliata. Abbiamo creduto in tanti in questo rinnovamento politico e culturale. Purtroppo non c'è stato né un rinnovamento politico né un rinnovamento culturale e soprattutto non c'è l'onestà intellettuale di una corretta amministrazione. E allora dico io, Porto Empedocle deve svegliarsi con un senso civico, ma soprattutto devono svegliarsi gli amministratori locali. La colpa non è sempre degli altri, guardiamo a noi stessi. Oggi registriamo che il comune è ancora più fallito di prima. Io ricordo, e lo ricorderanno anche i miei concittadini, che la sera in cui il Consiglio Comunale deliberò il dissesto sembrava festa a Porto Empedocle. Tutti i sostenitori dell'attuale amministrazione comunale avevano creato un tale movimento di pressioni perché si votasse subito il dissesto, facendo capire che tutto si fosse risolto. Bene, oggi siamo messi peggio di prima e più continua questa amministrazione, peggio andremo.